Il partito sta crescendo, almeno secondo quello che dicono i sondaggi, e bisogna ovviamente pensare anche a come verrà rappresentato dalla classe politica di Fratelli d'Italia. Beh, diciamo che non solo i sondaggi, perché anche i risultati, abbiamo avuto un risultato alle politiche molto alto e qui in Veneto abbiamo avuto il risultato migliore, sopra il 30%, 32%, e quindi ci sono anche i numeri che lo dicono. I sondaggi ci danno in crescita anche rispetto alle politiche e lo vedremo nuovamente nelle urne per le europee. Abbiamo una classe dirigente molto attiva e molto preparata, contrariamente a quanto vogliono accreditarci, e credo che anche in Veneto il ruolo di Fratelli d'Italia è già in crescita e lo sarà sempre più determinante, nella logica però sempre dell'alleanza con la Lega, con Forza Italia, con i moderati e tutto il gruppo che forma la maggioranza a Roma. Ecco, le cronache accreditano momenti di tensione proprio sulle rappresentanze, no? Le proporzioni tra le diverse forze in campo. Si parla molto di questo terzo mandato. Qual è il clima? Guardi, io vedo a Roma un clima che è molto più sereno nei fatti di quanto venga raccontato poi sui media. È chiaro che ci sono diversi partiti con diverse sensibilità a formare questa alleanza, però dobbiamo anche dire, guardando lo storico, che abbiamo sempre trovato alla fine una soluzione condivisa e io sono sicura che troveremo le soluzioni condivise e ci presenteremo agli elettori uniti dappertutto, in tutte le regioni. Perché il Veneto sarà così cruciale, come si dice, in questa questione? Beh, il Veneto è una grande regione, è una delle regioni più importanti, mi lasci dire da padovana forse la più importante d'Italia, restiamo a una delle più importanti, quindi è chiaro che il Veneto proprio nella visione dell'Italia tutta ha un ruolo di primo piano.